Quanti di voi conoscono i 10 marcatori con più gol della storia del Cagliari? Andiamoli a vedere in questo breve filmato. Prima di continuare il video, segui la nostra pagina, aiutaci a crescere. Forza Casteddu. Al 10° posto con 202 presenze e 49 gol si trova Marco Sau classe 1987. La sua media gol con la maglia rossoblù è stata di un gol ogni 258 minuti. Al 9° posto con 189 presenze e 49 gol si trova Leonardo Pavoletti classe 1988 soprannominato Pavocardio. La sua media gol con la maglia rossoblù è di un gol ogni 227 minuti. All'8° posto con 464 presenze e 51 gol si trova Daniele Conti classe 1979. La sua media gol è stata di un gol ogni 705 minuti. Al 7° posto con 173 presenze e 55 gol si trova Luis Oliveira classe 1969. La sua media gol è stata di un gol ogni 261 minuti. 2-1 per il Cagliari. Al 6° posto con 158 presenze e 64 gol si trova Roberto Muzzi classe 1971. La sua media gol è stata di un gol ogni 185 minuti. Al 5° posto con 214 presenze e 65 gol si trova Mauro Esposito classe 1979. La sua media gol è stata di un gol ogni 277 minuti. Al 4° posto con 271 presenze e 86 gol si trova Joao Pedro classe 1992. La sua media gol è stata di un gol ogni 242 minuti. Torna con la rovesciata e il gol di Joao Pedro. 1-1. Al 3° posto con 275 presenze e 102 gol si trova David Suazo classe 1979. La sua media gol è stata di un gol ogni 206 minuti. Al 2° posto con 376 presenze e 104 gol si trova Luigi Piras classe 1954. La sua media gol è stata di un gol ogni 294 minuti. Al 1° posto l'insuperabile, Luigi Riva, con 374 presenze e 205 gol, classe 1944. La sua media gol è stata di un gol ogni 163 minuti. In base a questi numeri, chi sarebbe stata la coppia di attaccanti più pericolosa da schierare nella formazione titolare? Senza ombra di dubbio, Riva e Muzzi. Riva segna un gol ogni 163 minuti e Roberto Muzzi ogni 185.